Alta tensione a Venezia, alla vigilia del comizio di Forza Nuova di domani, centri sociali e associazioni pronti a dare battaglia. Stamane vertice di sicurezza in prefettura, prevista una task force per evitare scontri. Da Stacchio a Birola Unichini, cittadini finiti sotto processo per essersi difesi dai banditi. Oggi a Padova hanno marciato fino al tribunale per chiedere di cambiare la legge. Cambio di sesso negli Stati Uniti per un trevigiano, a pagare il viaggio e l'intervento sarà l'ULSS 2 dopo una sentenza che fa discutere, mentre in regione resta la polemica. Allarme dei sindaci trevigiani di confine, il Friuli attira sempre più aziende con il miraggio dello statuto speciale, la nostra comunità stanno morendo. Dramma a Valdagno, nonna 90enne nipotina intossicate dal monossido di carbonio, gravi in ospedale, la causa una stufa difettosa. Da quando è stato posizionato ha fatto registrare migliaia di sanzioni, ora l'autovelox di Albignasico viene bocciato anche da una sentenza del giudice di pace. Gli avversari rimangono in 10 per un infortunio e senza cambi, il gesto dell'allenatore del Condor Treviso che toglie un suo giocatore per ristabilire la parità numerica. Buonasera e ben ritrovati, edizione regionale dei notiziari di Antenna 3 Nord-Est. Lo avete dunque sentito dai titoli, è davvero alta la preoccupazione in Laguna per possibili disordini nella giornata di domani dovuti alla copresenza di un corteo di Forza Nuova e uno di antifascisti. Sentiamo. Vigilia di tensione a Venezia, dove la questura ha autorizzato per le 14 di domenica la manifestazione antifascista di fronte alla stazione ferroviaria. 2 ore dopo, alle 16, sfileranno in campo San Geremia i militanti di Forza Nuova. Un comizio elettorale che per legge non può essere vietato, essendo il movimento di estrema destra in corsa per le elezioni del 4 marzo. Chi oggi crede nella democrazia deve sapere prima di tutto che la democrazia si fonda sul dialogo, e nella democrazia le minoranze hanno pari dignità delle maggioranze. L'impegno delle forze dell'ordine è per evitare a tutti i costi l'incontro tra le due manifestazioni e scongiurare situazioni come quelle delle scorse ore a Bologna. Ma non mancano precedenti anche in Laguna. Incidenti si sono verificati in diverse occasioni quando l'estrema destra ha provato a organizzare una manifestazione e i centri sociali hanno annunciato, come in questo caso, la volontà di impedirla. Un grande dispiacere per i nostri agenti, i nostri carabinieri, i nostri poliziotti, ai quali siamo legati da un doppio filo, perché sono loro che ci consentono di vivere nell'ordine, chiamiamolo anche ordine pubblico. Non abbiamo alcuna intenzione di creare caos, assicurano da Forza Nuova. Teniamo alla sicurezza dei cittadini, ma siamo in campagna elettorale, non rinunceremo a dire la nostra. Non intendiamo creare problemi, ma se attaccati ci difenderemo. L'epiteto di fascista del ridicolo, il fascismo non esiste più, non può esserci neanche l'antifascismo. A contrastare la manifestazione di Forza Nuova ci saranno gli esponenti dei centri sociali, questi rigurgiti xenofobi e razzisti devono stare fuori dalla nostra città, hanno detto. Domani a Venezia puntuali i membri di Liberi Uguali e dei centri sociali saranno presenti con un presidio antifascista per ribadire la loro contrarietà alla presenza di Forza Nuova in città. Sono tantissime le realtà, le associazioni, i collettivi che hanno aderito all'appello che nei giorni scorsi abbiamo lanciato e che riempiranno la piazza di domani. Una grande piazza democratica che dia una risposta chiara a chi pensa di usare la nostra città come una vetrina dell'odio e dell'intolleranza. I comizi delle organizzazioni neofasciste e neonaziste che stiamo vedendo in questi giorni e che in tutte le città d'Italia vengono contestate sono di una gravità assoluta e noi non vogliamo permettere che Venezia venga utilizzata per una propaganda dell'odio e del razzismo e della xenofobia. Domani Venezia vedrà dunque 2 schieramenti opposti, con il rischio che possa replicarsi quanto accaduto di recente a Piacenza e Bologna. Ma ribadiscono gli antifascisti, queste persone devono stare fuori da qui. Invitiamo tutta la cittadinanza antifascista, antirazzista, democratica di questo territorio a scendere in piazza insieme a noi. Ripeto, sono già tantissime le adesioni cittadine, perché crediamo che domani la piazza del piazzale della stazione Venezia sarà la miglior risposta a questi rigurgiti xenofobi e razzisti.
Ed ora un'altra manifestazione, ma questa volta ci spostiamo a Padova, da Graziano Stacchio a Franco Birolo a Walter Onichini, cittadini finiti sotto processo per essersi difesi da ladri e rapinatori. Oggi hanno sfilato per Padova fino al Tribunale per chiedere una modifica della legge di legittima difesa e più tutele per le vittime della criminalità. Cittadini che si sentono vittima 2 volte, prima di ladri e rapinatori, poi di una giustizia che li ha perseguiti, in alcuni casi condannati, per essersi difesi, e per loro e assieme a loro altri cittadini sono sfilati in corteo per Padova, dalla stazione fino al Tribunale, sia per manifestare solidarietà con i protagonisti di queste vicende che contrarietà ad una giustizia nella quale non si riconoscono. Ma vogliono far capire che in questo paese sarebbe il caso di aiutare chi lavora, aiutare le persone che da sempre sono qui e si spaccano la schiena, che si guadagnano il pane quotidiano con il sudore della fronte. Peccato che la politica manchi sempre, peccato che la legge sulla legittima difesa sia in discussione da anni ma nessuno fa nulla, e noi continuiamo ad essere così vittime di uno Stato fallito che non fa nulla per difendere i propri cittadini. A manifestare c'è anche Walter Onichini, il macellaio di Legnaro, recentemente condannato a 4 anni e 11 mesi per aver sparato ad un ladro, e i protagonisti di altre 2 vicende salite alla ribalta della cronaca in questi anni, che invece sono stati assolti. Graziano Stacchio, il benzinaio di Ponte di Nanto che sparò ai rapinatori della gioielleria di Robertino Zancan, e Franco Birolo, il tabaccaio di Civè di Correzzola, che sparò ad un ladro sorpreso nel suo negozio. Perché questo è un tema caro a tutti, anche alla nostra politica, quindi è un tema importante, la gente sente il desiderio di un cambiamento da questo punto di vista, quindi mi auguro serva anche a spronare un po' chi di dovere. Vorrei vedere se uno si trova con un familiare minacciato da 4 individui armati e mascherati che con prepotenza, con arroganza sono padroni della tua vita, perché non sai come va a finire dopo quello che è successo. Io penso e sono convinto che non starei lì a guardare. E sulla legittima difesa a Treviso scoppia una bufera politica. È veramente stata strumentalizzata in maniera importante. È un'immagine che ritrae una figura, non sicuramente che racconta che io invito le persone ad andare a sparare a chiunque. Lei si difende, tuttavia la bufera è innescata. Manifesto elettorale virtuale postato su Facebook con sindaca sorridente, in mano la pistola. Apriti cielo. Una tempesta in piena regola, quella su Angela Colmellere, primo cittadino di Miane, professione insegnante e soprattutto candidata del Carroccio alle politiche. Quella foto, poi rimossa dallo stesso social network, innesca diverse reazioni contrarie. Le più virulente portano a insulti e addirittura minacce di morte. Ma c'è anche chi si limita a stigmatizzare a livello politico la vicenda, come Alessandro Bortoluzzi, Partito Democratico, che proprio su Facebook attacca. Gli unici che possono garantire la sicurezza sono le forze dell'ordine, dice, e questo indegno manifesto, oltre a veicolare un messaggio violento, in primis è un atto che va a delegittimare chi tutti i giorni è sulla strada per tutelare la nostra incolumità. Nel frattempo Colmellere spiega: mi avevano invitato come altri sindaci del territorio, anche di centrosinistra, a visitare il poligono di tiro di Vittorio Veneto. C'è stata persino una gara tra primi cittadini e un amico mi ha fotografata, mettendo poi l'immagine in un manifesto virtuale. Fotografato tra l'altro con un sorriso, ma perché era una situazione goliardica, era una cosa goliardica, però anche fatta per capire e per farci capire che attività svolge il poligono, che non è un luogo dove si commettono dei reati. Il problema però per Bortoluzzi è proprio l'uso di quella foto. L'esponente del PD su Facebook continua: chiedo ai tanti amici di centrodestra, persone per bene e moderate, se è questa la sicurezza che scelgono, una società di pistoleri e di cecchini, dove in nome di una malintesa legittima difesa si fa giustizia sommaria applicando la pena capitale sul posto. Polemica sterile invece per la diretta interessata, che alla Voce del Mattino chiarisce. Quella era una foto che ritraeva la sottoscritta ad un poligono ed non mi pare che sia un reato ad andare al poligono. È stata strumentalizzata perché sarei un sindaco onorevole, fra poco si pensa, che va in Parlamento a dire che è utile e necessario sparare a tutti. Non è questo il senso, era legato comunque a un principio di sicurezza dove in questo principio di sicurezza deve essere rivista quella che è il principio di legittima difesa.
Decide di sottoporsi ad un'operazione per cambiare sesso, il magistrato ordina all'ULSS di pagare l'intervento ed il viaggio per lui e per l'accompagnatore, una decisione che sicuramente farà discutere. È chiaro che è dovuta perché anche il giudice ha deciso che sia così. Poche parole ma chiare, così Francesco Benazzi spiega la posizione dell'azienda sanitaria sulla delicata questione terminata nelle aule giudiziarie. La vicenda inizia quando un giovane uomo con disturbi di identità decide di sottoporsi ad un intervento chirurgico per cambiare sesso. Il passo successivo è la richiesta all'ULSS di potersi operare presso un centro di altissima specializzazione in California. La risposta dell'ULSS è immediata: si faccia operare in Italia. L'uomo si rivolge così ad un legale, Alessandra Gracis, nata uomo ma diventata donna nel 2012, paladina delle cause per cambi di identità di genere. L'avvocato Gracis aveva fatto causa all'ULSS per ottenere, come previsto, l'imborso dell'80% dei costi dell'intervento e del viaggio per la persona. Ha vinto ovviamente il ricorso, il giudice ha dato la ragione all'avvocato, per cui noi abbiamo pagato chiaramente quello che era dovuto. Ma la vicenda non finisce qui, perché la seconda richiesta riguarda il rimborso del viaggio per l'accompagnatore. Contemporaneamente lo stesso avvocato ci ha chiesto i soldi per l'accompagnatore e teniamo anche conto che è un intervento importante, sono 500 punti che vengono dati, quindi la persona ha bisogno di essere accompagnata, per cui al fine di evitare di trovarsi di fronte a un giudice contenziosi giudiziari abbiamo preferito corrispondere la quota parte del viaggio per l'accompagnatore. Costo totale per l'ULSS circa 22.000 euro e questo riporta in discussione il centro di Abano Terme per il cambio di sesso, che dovrebbe diventare un punto di riferimento a livello nazionale e secondo l'assessore Luca Coletto permetterebbe di risparmiare un po' di soldi. Una scelta però della Regione, che ieri si è trovata di fronte a 3 mozioni in disaccordo, fra queste la posizione netta del capogruppo del Carroccio in Consiglio regionale Nicola Finco, che dice: chi decide di cambiare sesso lo fa per un vizio personale ed è corretto che i vizi personali ognuno se li paghi. Immediata la risposta di Gracis: non è un capriccio ma una patologia, e la questione è tutt'altro che risolta e sarà oggetto sicuramente di ulteriori discussioni in Regione. Un rogo per bruciare i libri gender, questo è l'annuncio shock di un candidato alla Camera del Popolo della Famiglia. Bruceremo i libri gender. L'improvvisa fiammata su di una campagna elettorale dai toni già surriscaldati arriva dal trevigiano Lorenzo Damiano, candidato alla Camera nella lista del Popolo della Famiglia. In un annuncio Damiano si scaglia contro la cosiddetta teoria del gender e i testi che descriverebbero le linee guida per gli insegnanti sull'educazione sessuale da adottare nelle scuole. Siamo pronti ad organizzare un evento che sconvolgerà le menti dei fautori di questa teoria, ha detto ieri l'esponente del Popolo della Famiglia, invocando anche il presidente americano Donald Trump e quello russo Vladimir Putin, quali esempi e fonti di ispirazione nella battaglia pro-vita. Anche se l'annuncio shock ha tutti i crismi della classica provocazione elettorale, la minaccia di dar fuoco pubblicamente ad un mucchio di libri non poteva passare inosservata. Così, il giorno dopo, il diretto interessato si preoccupa di precisare il significato delle sue tonanti parole, facendo una parziale marcia indietro. Non è la solita attività propagandistica provocatoria, cioè è provocatoria al 100%. Noi è un po' di anni che stiamo dicendo del gender nelle scuole e tutti quanti i politici che l'hanno anche approvata dicono che non è vero, che non esistono i libri gender nelle scuole, quindi come posso bruciare una cosa che non c'è? Non so se mi spiego. Provocazione necessaria, a dire di Damiano, per riportare l'attenzione sul tema dell'educazione sessuale e in particolare sulle linee guida impartite dall'UNESCO che, secondo il Popolo della Famiglia, compromettono l'identità di genere dei bambini. Ma dall'annunciato rogo dei libri gender e addirittura dall'invocazione di un processo contro gli autori in stile Norimberga, all'evocazione di scenari già sperimentati dalla storia nelle sue pagine più nere, il passo è breve. Quella non era la mia intenzione, perché proprio non c'era nessuna intenzione di rievocare, forse non so, il periodo fascista, no, cos'era che bruciavano i libri, adesso non mi viene neanche in mente. Ed ora il tema dell'autonomia visto dai comuni trevigiani che confinano con il Friuli. Dopo il caso Sappada lo Stato è corso ai ripari con dei fondi dedicati, ma i sindaci denunciano la Venezia Giulia ci scippa le imprese.
Denunciare il Friuli per concorrenza sleale. E questa è la volontà di uno dei sindaci del confine a nord della Marca. È una concorrenza sleale perché addirittura la Regione Friuli sta cercando di fare campagna acquisti da noi e ha tutto l'interesse di farlo perché poi anche i versamenti dell'IVA rimangono in Regione, quindi c'è, oltre a pagare meno l'imprenditore, ma c'è anche la Regione che ha un fortissimo interesse ad attirare aziende. Una cosa è un allarme chiaro per l'economia della Marca e del Veneto per una diversità di trattamento delle imprese, vero motivo di distacco di Sappada. Peraltro pericoloso precedente che lo Stato ha cercato di arginare con del denaro dato alle terre confinanti. Che saranno complessivamente spalmati in 3 anni di 19 milioni di euro per il territorio dei comuni di confine con il Friuli Venezia Giulia. Saranno però distribuiti solo su progetti, che significa tempi lunghi e burocrazia imperante. Io vedrei forse meglio dare qualcosina magari alle province di confine, ma eliminare le regioni a statuto speciale. Di diverso avviso un altro sindaco di confine. Dobbiamo continuare in questo lavoro per l'autonomia del Veneto con la tenacia con la quale il nostro governatore e tutta la giunta regionale stanno portando avanti la causa a Roma. Sindaco che non nasconde di provarle tutte pur di mantenere le imprese, consapevole di avere nell'amore per la propria terra un grande alleato. Certo, ci sono tante opportunità per loro alettanti, però per fortuna abbiamo imprenditori che amano il territorio e anche si sacrificano economicamente per rimanere presenti qui nei nostri territori del Veneto, quindi dovremo anche essere per questo motivo maggiormente vicino ai nostri imprenditori. Udienza a Banca Popolare di Vicenza, il GUP decide per il rinvio al 21 aprile, sul tavolo rimane la compatibilità territoriale e il ricongiungimento con l'altro troncone delle indagini. Sentiamo. Crack BPV, tutto rinviato al 21 aprile, si allungano i tempi per arrivare al tanto atteso processo per il fallimento della Popolare Vicentina. In aula la discussione sulle eccezioni sollevate dagli avvocati e degli imputati relative alla competenza territoriale del Tribunale di Vicenza. Parliamo dei reati all'ostacolo alla vigilanza e falso in prospetto. Nel primo caso, riferito a Banca Italia, per cui sarebbe competente Roma e dove gli avvocati e i difensori vorrebbero portare il processo, nel secondo caso il falso in prospetto potrebbe vedere il trasferimento del processo a Milano in quanto si riferirebbe alla Consob. Ovviamente i pubblici ministeri si sono opposti a questa prospettazione e a questa eccezione chiedendo che il processo venisse mantenuto a Vicenza, eccezione a cui sono associate tutte le parti civili costituite ed ammesse. Sarà il giudice Roberto Venditti a dover decidere se accogliere o meno le eccezioni. Una data, quella del 21 aprile, dettata anche dalla decisione di attendere l'esito dell'eventuale ricongiungimento dell'altro troncone del procedimento, ritornato di competenza a Vicenza, dopo la decisione della Cassazione di Roma. Se ciò avvenisse, il giudice dovrà aprire anche questo troncone alla costituzione delle parti civili. Il tutto si dovrebbe svolgere in un'unica giornata, ma intanto il rinvio lascia l'amaro in bocca. E quindi un ulteriore allungamento di questa fase a tutto vantaggio evidentemente delle difese degli imputati. Mentre gli avvocati affilano le armi e preparano le carte, le associazioni lavorano ai fianchi della politica. Sul tavolo rimangono i decreti attuativi per dare operatività al fondo per i risparmiatori. Parte così una vera e propria campagna, stilato un documento sul quale si chiede di apporre la propria firma. Lo sottoporremo a tutti i capi dei gruppi parlamentari, a tutti i parlamentari, a tutti i consiglieri regionali della Giunta e del Consiglio regionale e a tutti i 579 sindaci del Veneto, oltre a tutti i candidati. Siamo alla cronaca dal Vicentino, intervento questa mattina del SUEM e dei Vigili del Fuoco in una casa a Valdagno per soccorrere una bambina e sua nonna intossicate dal monossido di carbonio. Tutti i particolari. Valdagno. Il malfunzionamento di una stufa ha fatto intervenire questa mattina intorno alle 11 i Vigili del Fuoco su richiesta del SUEM 118 in Contracengiani, dopo che una bambina e un'anziana sono state portate in ospedale per una probabile intossicazione da monossido di carbonio. La squadra intervenuta da Schio ha verificato il sistema di riscaldamento utilizzato nell'abitazione, che potrebbe essere la causa del malessere della signora novantenne e della minore. A dare l'allarme i genitori della bambina che si trovavano al piano terra. Le operazioni di controllo dei Vigili del Fuoco sono terminate dopo circa 2 ore con l'inibizione dell'uso della stufa. Le condizioni della bambina e della nonna sono abbastanza gravi ma non in pericolo di vita e sono state trasferite in camera iperbarica. Ed ora ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità.
Rieccoci nuovamente in studio con l'edizione regionale dei nostri notiziari. Siamo nel Padovano, da quando è stato posizionato a settembre ha suscitato più di una polemica. L'autovelox di Albignasego viene bocciato anche da una sentenza del giudice di pace, una vicenda che molti telespettatori avevano segnalato alla nostra emittente. Un automobilista che aveva presentato ricorso contro una multa presa al nuovo autovelox di Albignasego ha vinto la causa. Il giudice di pace ha annullato la sanzione e restituito i punti della patente. È presto per dire se siamo davanti ad una svolta e peraltro dal comune ci si prepara al ricorso, ma è la prima sentenza in questo senso da quando a settembre l'autovelox è entrato in attività in tangenziale, scatenando vivacissime polemiche. Un caso seguito dalla nostra emittente dopo le tante segnalazioni dei telespettatori, le denunce delle associazioni dei consumatori. Persino la testimonianza di tabaccai che di colpo si sono trovati in negozio la processione di multati in fila per pagare la sanzione. L'implacabile rilevatore di velocità posizionato all'altezza dell'uscita 8 della tangenziale, in una tratta in cui il limite si abbassa a 70 km orari, tra i 130 dell'autostrada, i 100 del raccordo di Padova Sud e i 90 di gran parte del resto della regionale 47, con 15.000 veicoli fotografati e più di 600.000 euro di sanzioni, è entrato di prepotenza nell'eterno dibattito tra chi intende garantire la sicurezza stradale e chi denuncia un facile modo di fare cassa, un dibattito che ora si è spostato nelle aule di tribunale. La terza corsia dell'autostrada gli passerà praticamente in casa. Alcune anziane residenti nel comune di Due Carrare, dove andremo a vivere. La notte se sento un bel rumore che pare che sia in casa e poi ti svegli, ti sei da sola perché hai paura. Di giorno ancora conto finestre ancora se puoi portare pazienza, ma a notte è proprio un terribile. Sono quasi 50 anni che la signora Agnese convive con l'autostrada A13 ad una ventina di metri dalle proprie finestre e non è ancora riuscita ad abituarsi, una condizione peraltro condivisa anche da altri residenti. Viviamo per forza come che si può. Adesso che abbiamo anche le doppie finestre, che se qualcosa non si taglia tanto, ma insomma, e di sta che si dorme che finestre anche aperte, si pensa io come dormire là sopra l'autostrada. Si immagina che musichetta che abbiamo altri qua, sempre continua. Difficile pensare a qualcuno che sia più interessato di loro al progetto di ampliamento della Padova-Bologna, un progetto che prevede la costruzione di una terza corsia per entrambi i sensi di marcia. Adesso di dire chi vuole allargarla, non so dove chi vuole farla, voi portarmi in cucina, non so. Manca poco. In queste case l'evolversi del progetto e le proteste dei comitati che si battono contro la terza corsia sono sovrastati da un'unica domanda: dove andremo quando vivere qui non sarà più possibile? Penso che mi darà qualcosa per andare via da qua. Se non si può mica più vicino ancora. Gli avversari restano in 10 per un infortunio e lui toglie un giocatore dal campo. L'allenatore della Condor Sant'Angelo diventa Mister Fair Play. Una cosa così la puoi pensare, però se non la hai dentro, magari te smentichi, non ti affanno o te pensi da farla dopo, perché vuol dire che è dentro del DNA, una cosa del genere. Al campo della Condor non si parla d'altro perché il gesto di Mister Cavallin, allenatore dei giovanissimi, ha colpito un po' tutti, dai dirigenti agli atleti. Nella partita con il Postioma non ha esitato a togliere dal campo un giocatore per permettere di continuare la gara alla pari. Il loro capitano si è fatto male a un quarto d'ora più o meno dalla fine e il mister aveva esaurito i cambi. Io lì per lì non ci ho pensato più di tanto e ho continuato la partita 10 contro 10 togliendo dal campo anche uno dei miei giocatori. È vero che il risultato era ormai consolidato, ma il gesto di fair play è stato apprezzato tanto dagli avversari quanto dai ragazzi di Cavallin. È in linea esattamente con quello che vorrei io per mio figlio e per tutti i ragazzi che ci sono. D'altronde basterebbe guardare quella squadra, sono tutti ragazzi meravigliosi che si meritano un allenatore così. La Condor non è nuova a iniziative di educazione sportiva, dagli steward per insegnare il tifo corretto a genitori e nonni ai progetti di integrazione delle famiglie straniere, cui giocano ragazzi di 14 diverse nazionalità. Se noi andiamo a vedere quello che succede nelle scuole in questi ultimi tempi di aggressione degli insegnanti eccetera, vuol dire che manca una certa educazione e l'educazione viene dalle famiglie e l'educazione viene dagli ambienti che i ragazzi frequentano, quindi è importante che i nostri dirigenti, i nostri allenatori e tutti i ragazzi abbiano chiaro questo
atteggiamento educativo. Io l'ho fatto anche perché noi abbiamo, secondo me, la responsabilità di far crescere questi ragazzi e farli diventare uomini, perché alla fine la loro età è delicata, sono passati dalla terza media alla prima superiore, quindi bisogna anche aiutarli e questi piccoli esempi secondo me fanno la differenza. Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale, vi lascio come di consueto le nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito, buona serata. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Giornata festiva all'insegna del bel tempo sul Triveneto, dove a prevalere sarà il sole. Vediamo insieme il dettaglio di domenica 18 febbraio. Sul Veneto cielo molto nuvoloso ovunque al mattino, con qualche pioggia ancora sui settori centro-meridionali. Col passare delle ore però tendenza al miglioramento e fenomeni in cessazione già entro la serata. Le temperature massime saranno comprese tra 9 e 10 gradi, valori minimi tra 1 e 5 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Residui deboli piogge al mattino sul triestino, ma migliorerà presto. Ampio soleggiamento sui restanti settori della nostra regione, con cielo poco o parzialmente nuvoloso. Le temperature massime saranno comprese tra 8 e 10 gradi, valori minimi tra 2 e 4 gradi circa. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Tempo asciutto e stabile sarà una domenica all'insegna del sole, il cielo si presenterà infatti poco o parzialmente nuvoloso, addensamenti e deboli nevicate solamente sui settori alpini. Le temperature massime si attesteranno sui 10 gradi, valori minimi intorno ai 3 gradi. Il mare sarà generalmente mosso, i venti moderati da nord-est. Dal meteo è tutto, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.